Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. È stata una persona vicina alla vittima a chiedere aiuto e rendere possibile l'intervento da parte della Polizia di Stato. I poliziotti delle volanti hanno trovato la donna in lacrime in uno stato di evidente difficoltà, con ecchimosi al braccio destro e un vistoso occhio nero. Ad aggredirla sarebbe stato il compagno al culmine dell'ennesima lite, scatenatasi a causa della gelosia morbosa dell'uomo. Una panineria di Palermo situata in via Macheda è stata chiusa a seguito di un controllo effettuato dagli agenti della municipale. Durante l'ispezione è stato rinvenuto un topo morto in decomposizione all'interno del contenitore per alimenti, nonché la presenza di topi, insetti ed escrementi di topi in altre zone del locale. Nella giornata di ieri, domenica 12 febbraio, sono stati salvati 60 cani, di cui 10 sepolti sotto la neve nel canile di Piano del Vescovo nel comune di Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Si tratta di un canile dove vengono ricoverati i cani randaggi del comune. Sono stati tutti salvati dal soccorso alpino della Guardia di Finanza. Alle operazioni di salvataggio hanno partecipato anche i volontari della Protezione Civile Rangers Europa del comune di Nicolosi. Continua la parentesi di sole in Sicilia per la giornata di domani, 14 febbraio 2023. Si accantonano almeno per un po' il maltempo e le condizioni meteo avverse. La Protezione Civile regionale infatti non comunica alcuno stato di allerta, scongiurato ogni possibile rischio. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania e Siracusa con massime di 16 e 17 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.